Beh, è un intervento che stiamo valutando perché siamo consapevoli che potrebbe tornare molto utile anche e soprattutto per la sicurezza stradale. L'assessore Gherardi condivide la necessità di prolungare una barriera spartitraffico oltre Cavalcavia di Ponte Alto in direzione Verona fino alla rotatoria di Creazzo, così come ci avevano segnalato lavoratori e residenti della zona. In effetti fino a rotatoria sarebbe ideale, perché qui tagliano dentro tutti invece di fare la rotatoria, questo sì, senz'altro. Ho visto parecchi incidenti, non dico giornalmente, però quasi. Però è un intervento che ha bisogno di alcune verifiche perché ci saranno dei lavori che verranno effettuati in funzione dell'arrivo della TAV-TAC a Vicenza, quindi sul viadotto, e di conseguenza bisogna pianificarlo in funzione del progetto che arriverà. Quando avremo quello potremo abbozzare già una sistemazione, anche perché quel quartiere, quella zona merita una rivitalizzazione così come è stato per Viale San Lazzaro. Potrebbe farlo semplicemente prolungando la aiuola come in Viale Verona. I cittadini sottolineano l'apprezzamento di quanto è stato realizzato dall'amministrazione comunale in Viale Verona, non solo una barriera di sicurezza tra le carreggiate, ma un vero e proprio giardino stretto e lungo l'intero viale. Un intervento che andrebbe prolungato, ma l'assessore ribadisce la necessità di attendere la definizione della TAV, che passa proprio in quel punto. Quella è una delle ipotesi progettuali di RFI, viene rifatto il viadotto, quindi attendiamo quelle indicazioni per poter progettare poi eventuali interventi sotto. Non possiamo andare a fare un'opera che poi magari deve essere distrutta per necessità terze. Altra segnalazione dei cittadini: il degrado di quest'area verde che presenta pesanti segni di incuria da troppo tempo. Dove c'è sempre un degrado pazzesco, rifiuti e gente che si accampa per la notte. È una vergogna che sia lasciato tutto così, perché comunque le persone ci passano, lo vedono e lasciano le cose così e non fanno niente. Quella è un'area verde che è stata fatta da un privato anche come bacino di eliminazione per la raccolta delle acque, quindi ha una specifica tecnica ben precisa. Abbiamo visto che è stato tralasciato un po' negli anni, stiamo ragionando su come poterlo recuperare per restituirlo alla cittadinanza e soprattutto ai lavoratori, perché effettivamente sì, è un'ottima area verde dove potersi rifugiare anche nelle pause, anche per 5 minuti di aria.